Finisce un'era nel mondo del prosecco, quello dell'espansione indiscriminata dove molti hanno piantato glera sperando in un allargamento dei confini di DOCG e DOC. 978 sono gli ettari in più previsti per il Veneto, con una ripartizione di 3 ettari per azienda assegnataria. Poi un definitivo basta, come ha sottolineato il presidente Zaia, affermando che non firmerà più un ettaro da destinare al prosecco. Questo sta definendo anche i valori della produzione insieme alla qualità delle uve e alla gradazione relativa. E a trasformazione quasi ultimata già circolano le cifre dei compensi ai produttori. Si parla di una forte tenuta del superiore conegliano Valdobbiadene, valutato 1,60 € al chilo d'uva. Leggermente più bassa di valore la produzione della DOCG Colli Esolani, che si attesterebbe all'1,40 € al chilo, mentre la DOC scenderebbe all'1,10 €. Il vero crollo, per chi ha piantato fuori da questi confini, è con il valore della glera, non superiore ai 20 centesimi al chilo, rendendo in molti casi antieconomica la raccolta. Ecco perché questa vendemmia sarà considerata di svolta, con produttori già intenzionati a spiantare per altre più redditizie produzioni. Un esempio? Il Pinot Tanto bistrattato in questi anni viene trattato a 60 centesimi al chilo, segno che la sbornia per le coltivazioni di glera pare proprio sia decisamente passata.